Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, ragazzi sono incazzato nero perché la PlayStation 4 è andata, nel senso stavo giocando a WWE, stavo registrando e tac, la PlayStation si spegne da sola. E ho visto che su internet è un problema purtroppo comune, ma la sfiga più grande è che ho preso la Play da un mese e 10 giorni, quindi non posso andare a cambiarla in negozio, devo per forza fare l'assistenza, quindi adesso ciao. Adesso chiaramente avrò perso anche tutti i dati con la carriera WWE e tutto quanto, quindi veramente non ho parole per descrivere questo schifo. Adesso ho fatto la richiesta online, adesso ho stampato l'etichetta, quella dopo che arriva il corriere UPS a portare via la console, quindi volevo chiedervi se è giusto, nel senso una volta che stampi l'etichetta con il nome, cognome, indirizzo e tutto, e fai lo scatolone con la Play, devi contattare l'UPS, chiamarli, loro vengono a ritirare la Play, dopo una volta che arriva là, ti mandano quella nuova. E niente ragazzi, veramente mi dispiace perché la serie WWE era stupenda, mi stava divertendo un casino, invece adesso ho perso tutto e penso che la rifaremo non so quando, adesso che poi ci sono anche le feste in mezzo, veramente nel momento peggiore. Non ho parole, se avete qualche soluzione, ma io ho provato mille volte a cambiare cavi di alimentazione, tutto, non va proprio, rimane stesso 2-3 secondi e poi si spegne, no? Era veramente una cosa vergognosa, però sono veramente incazzato, incazzato nero. Però ripeto, se avete qualche idea, qualcosa, o anche le modalità di chiedere la sostituzione così più veloce, aspetto insomma commenti sotto il video. Vabbè, mi dispiace per WWE. A questo punto non lo so, potremmo giocare al 14 e fare una Universal 14 intanto, ditemi voi, aspetto commenti al riguardo. Ah, buon raga, un saluto da Kumendon Venetian. Ciao, vaffanculo soldi di merda, vaffanculo le console, viva il PC in ogni caso, sempre e comunque. Meglio un gioco crashato che una console inculata. Ciao!